Ci siamo già occupati nel TG Bassano tante volte di quello che accade, soprattutto di notte, in via Portici Lunghi, nel cuore di Bassano. Qui alle nostre spalle, di giorno, c'è una via normalissima, un passaggio verso le piazze, residenti che ci abitano. Di sera però le cose cambiano drasticamente. Guardate queste immagini. Schiamazzi, urla, giovanissimi che si appendono alla rete metallica di una zona che invece dovrebbe essere interdetta. E i residenti, esasperati, chiedono l'aiuto delle istituzioni. Queste sono immagini che ci hanno mandato persone che vivono in questa zona, persone che ci passano, che hanno notato quello che succede in quell'area. È un'area in teoria di cantiere, quindi non si potrebbe, non si dovrebbe accedere, anche perché c'è del pericolo. Abbiamo visto queste immagini di questi ragazzini che si arrampicano sulla rete metallica. Insomma, i rischi sono piuttosto alti. Siamo andati a chiedere all'assessore alla sicurezza che cosa ne pensa. Sentite. Considerano quella una zona, quel territorio di nessuno, una loro zona di competenza. E invece no, invece noi sappiamo che saranno frequenti i passaggi e i controlli, cominceremo a identificare tutti i ragazzini che troviamo in quella zona, anche se sono senza documento, come molto probabilmente saranno senza documento, ma sedicente per noi è già sufficiente. Dopodiché queste immagini che mi state mostrando dimostrano cittadini esasperati e oltretutto anche preoccupati perché le iniziative di questi ragazzini sono estremamente pericolose. A questo punto, lanciata la campagna di sicurezza, l'assessore invita i genitori a prendere contatto per chiarire la situazione e rivolge a mamma e papà questa domanda. I genitori sanno dove vanno i loro ragazzini, i loro figli di 13-14 anni, le loro figlie alle 10:30 di sera nel Bassanese, perché è il caso forse che ci vengano a cercare per capire che strategie usare per far ragionare i loro figli.